Un vecchissimo fascicolo d'indagine della squadra mobile di Agrigento, risalente al 1971, racconta cos'è accaduto nelle fasi di costruzione del viadotto Acragas, che collega Agrigento con Porto Empedocle. Gli agenti all'epoca si recano sui posti dove erano già nate le fondazioni, plinti che scendevano nel terreno facendo emergere tracce di beni archeologici. Anche sulla superficie di sbancamento, si legge nel verbale, si riscontrano alcune tombe danneggiate o completamente distrutte dagli scavi. Sarà il direttore dei lavori a spiegare che, se era vero che durante i lavori erano venute alla luce delle tombe antiche, personale della soprintendenza aveva effettuato un sopralluogo al termine del quale aveva fatto presente oralmente al capocantiere che poteva continuare i lavori, con l'impegno di avvertire prima di iniziare nuovi scavi. Dunque la soprintendenza, pur riscontrando la presenza di tombe, dopo un sommario esame, aveva autorizzato la ditta nella prosecuzione dei lavori, non avendo trovato alcunché di artistico o di interessante dal punto di vista archeologico. Questo non evitò alla polizia comunque di aprire un fascicolo con l'ipotesi di reato di distruzione di patrimonio archeologico.